Oh, eccoci qua. Allora, il timer è partito un pochino tardi, errore mio è che stavo aggiustando un'altra cosa. Lui dov'è? Lui dov'è? E se non c'è lui, non si parte. Quindi noi ci mettiamo qua. Aspettiamo un attimo. Lui chi? Christian. Questo è il momento di gloria di Christian. Eccolo qua. Io sono sempre stato... Ah, Christian, hai sentito la sigla per caso? Christian? Io sono sempre stato qui. Cosa? Ti fai spoiler prima del tempo, Christian? Inizio a caricare, aspettiamo un attimo, 2 secondi. Gianmarco che è andato a salutare mio fratello e la ragazza. Allora, inizio già a mettere tutto, datemi giusto. Ho sentito qualcosa ma mi ero allontanato. Va bene, va bene. Troppa paura. Sì, sì. Cioè non ci sarebbero problemi se la senti. Il punto è che per come te la voglio far sentire, poi capirai, ti perdi davvero una cosa molto particolare che chissà poi quando succederà. Allora, noi adesso iniziamo a caricare tutto. Non ci dobbiamo vedere puntate perché l'altra volta siamo rimasti alla fine del capitolo. Quindi adesso aspettiamo giusto un paio di minuti che arriva Gianmarco. Io inizio a caricare, almeno ci portiamo anche davanti su sta cosa qui. Vediamo audio e video se ci troviamo su tutto. Ci facciamo quest'ultimo blocco e poi io penso che il gioco sia finito, siamo alla fine, basta, abbiamo fatto tutto, salviamo il mondo, salviamo la linea temporale, via. Quindi, eccolo qua, è arrivato Chester. Eccomi qua. Proponeva Gabri un gioco per il pesce d'aprile. Ok. Mettere di nuovo a un punto il sospendi Francesco. No, 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 no. Attenti che potremmo iniziare a fare time out anche ad altre persone. Attenzione, attenzione. Allora, Cri, cosa ti aspetti da stasera? Vediamo un attimo. Cosa speri che accada? Spero solo che l'adattatore per la Play non faccia come l'altro giorno, che andava e nel momento di andare in live ci abbiamo perso un'ora per aggiustarlo. Allora, intanto ci rivediamo la cutscene dell'altra volta. Spero risposte. Non le riceverai adesso. Oddio, qualcosina sì. Qualcosina sì. Già da stasera qualcosina ce l'avrai. Poi ti verranno altre 800 domande, però tu hai detto che vuoi delle risposte, non che non volevi altre domande, quindi risposte le avrai. Allora, dove siamo arrivati l'altra volta? Allora, andiamo giusto un attimo Gianmarcone. Ti ho tenuto all'oscuro del mio progetto, lo so. William, aspetta, aspetta Gianmarco, aspetta, non correre. Ok, metto il microfono nel miglior modo possibile, così non lo urto. E invece l'ho urtato lo stesso. Ok, fatto tutto, la chat c'è. Siamo anche più o meno in perfetto orario, quindi vediamo un po' se abbiamo qualche punticino abilità almeno per la zona finale così da fare prima. Non abbiamo preso un cazzo di punto né niente, va bene. Siamo stati molto bravi. Quante cose extra che ci sono, madonna mia. Questi li abbiamo sbloccati. Questo non l'abbiamo sbloccato, che non abbiamo trovato un diario. Oh, dai, però andando comunque spediti, non è che non abbiamo preso cose, eh. Di Serin ne abbiamo lasciati 4, Jack 1, Bet li abbiamo presi tutti e di Will ne abbiamo mancato solo uno. Potenziamenti non abbiamo punti manco sicché. Ancora un ragazzino quando ho iniziato. Ok, e qua abbiamo lasciato l'altra volta. Senza coinvolgerti. Allora, Sì, capisco. Forza, andiamo nel futuro e risolviamo questo casino. dai, apri la porta. Allora, giusto qualche documento, qualcosa, ma non penso ci sia niente. A livello audio e video si vede tutto correttamente? Hai nascosto la macchina qui.
Ma davvero non l'hai mai usata? Però non vorrei che i trofei si muovono da soli. Era furba. E ha cercato di uccidermi. Ehi, nottambuli, qui è il vostro Bobby. Sentite, se tra di voi c'è qualche manifestante dell'università, mi piacerebbe sentire la sua versione. Ok, va bene. Allora. Po. Dove sei, fratello? Fratello, where are you? Segui Will. Ah, Will è di là. Chiedo venia. Già sono qui. È arrugginito. Già sono qui. Fai presto. Ancora una volta. Vai. Ok. Quando la Monarch ha preso d'assalto l'università, Paul è rimasto chiuso nella macchina del tempo. È scappato nel futuro. E qualsiasi cosa gli sia successo, l'ha cambiato. Oh, niente, tu qua proprio non ti vuoi avviare. È la seconda volta che passiamo di qua e non ci fa vedere niente. Per tornare al 1999. E ha affondato la Monarch. È sfuggito alla Monarch ed è divenuto ciò da cui scappava. Roba da matti. No, ok, si sente un pelino basso. Aspetta, aspetta. Risolviamo subito allora. Risolviamo subito. Fermi tutti. Fermi tutti. Fermi tutti, mani in alto. Ok, l'ho alzato un pochino. Vedi adesso come va. Allora. Macchina del tempo, macchina del tempo. È possibile che per trovare una macchina del tempo abbiamo fatto tutto sto casino? Qui non c'è niente. Ok, vai. Push the button. Come Ok. l'avevo lasciata. Spero che funzioni. Dai, salto nel tempo. Boss fight finale, titoli di coda Alan Wake 2. Andremo nel Vai. futuro. Poco dopo il momento da cui sei partito. Ma prima che la frattura arresti il tempo. Anche se non so. Tutto questo mi preoccupa. Sarà pericoloso. Ovvio che sarà pericoloso. Adesso cosa non lo è? Ho sempre voluto provarla. Christian, crediamoci, è capitolo 5 parte 3. Di solito i capitoli sono sempre stati in 3 parti. Parte 1 e parte 2 dove giocavamo noi e la terza parte dove ci faceva fare con l'antagonista per vedere il suo punto di vista. So che questa è la terza parte, siamo alla fine. Diciamo che sono tani. Però se tu ti togli davanti, noi viaggiamo nel tempo. Uscire dopo il momento da cui sei partito per salvarmi. Ok. Sarà quella la nostra finestra. Quando il piano può ancora funzionare, ma prima che il tempo Quindi finisca. nello stesso momento, all'inizio del gioco eravamo presenti 3 volte durante la linea temporale. Ok. Come se fossero esperti. In effetti Oh. lo sono. No, no, non andare tu. Non andare tu, resta qua, non te ne andare. Jesse, te ne andare. Ok, Will. Mi sembra giusto. È incredibile. Tutti questi... Christian, io comunque ti dico solo che è uscito un altro aggiornamento per Control, è stata Già. aggiunta una nuova Un missione. bel trip. Pazzesco. Così, te la Altro che- butto così. Non saltare, fratello. Will, ci penso. Oh, attenti. No, gioco. Che l'hanno fatto la macchina del tempo? Suca. Ragazzi, c'è Alan stasera, non si scherza e non si fanno casini. Carication. No, pippe. A posto, servono un po' di munizioni. Corri di qua, corri di qua. Ok. Dove sei? Ok. Ok, l'arma è quella buona, quindi... Devo liberarlo da... No, Non c'è ragazzi. tempo da perdere. Corri dal fratello, corri dal fratello. Corri. Ok, fratello, vieni.
Ecco qua, vai, boss fight finale, vai. La profezia si sta avverando. Allora, boss fight, salviamo la linea temporale fine del gioco. Fatto. Sì, lo so. Per questo esiste il progetto Arca. Un branco di disperati chiusi in un bunker chissà dove in attesa dell'inevitabile. Cazzo, Paul! Hai rubato l'RC, Jack. Io l'ho rubato. Ed è fondamentale per il piano. Quindi... Non me lo penso ricordo, proprio. se ti dispiace. Non posso dartelo. Quindi lui adesso è tra noi e Alan Wake 2. Ok. E non stai neanche tanto bene tu. Ti conviene fare sto fight. Ok, via. Allora, intanto se mi riesce... Suca. Oh cazzo. Carica, carica. Ok, meno uno. Merda. No, no, Pippo e Baudo, fermati, fermati. Chi cazzo mi ha fatto esplodere? Va bene, gioco. Va bene, va bene, va bene, va bene così. Devo risbloccare lui? Allora, cerchiamo un attimo di capire. Te lo sconsiglio. Questa la skippiamo. Devo solo capire cos'è che mi ha fatto quell'esplosione che mi ha ucciso. Ok, la giochiamo un pochino più safe. Meno uno. Ha fatto le capriole, ha fatto. Non è lui da là sopra che ci lancia degli esplosivi. Sì, è lui che ci lancia qualcosa che ci sciotta, ok. Va bene. Allora, abbiamo capito il problema. A posto. Allora. Quindi mi conviene non stare fermo troppo in un punto. Quando l'area a terra si fa rossa, semplicemente scappare. Christian, non ti stai concentrando abbastanza. Concentrati. Via. Sei morto? Bene. Allora, voglio capire tu che fai. Meno due. Ci freghi due volte, la terza no. Poi dopo ci rifarai di nuovo, ma questo è un altro dettaglio. Via, vai via. Vai via, che sciotta. Ero finito nel buco. Che non gira la telecamera. Che sta succedendo? Ok. Luca. Ok. Dove sono gli altri? Oh no, ne lanci pure più di uno. Dove sei andato? Dove sei andato? Dove sei? Via, 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 via. Ok. Tu non muori? No. Ok, fatto. Merda. Sì, 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 certo, sì, sì, sì. No, no, ma di fatti, fai bene a fare sta mossa. Sì, sì, sì. No, no, hai fatto benissimo. Bravo. Bravo. Dove sei? Dov'è? Carciofino, dove sei? Serin, dove sei andato? Ma così, eh?
Possiamo fare la boss fight con il boss, che sennò... Oh cazzo. Importante è non entrare nell'area lì. È la mia occasione. La mia occasione se vedessi lui dov'è, ma non c'è. Dove? Ah, Pippo e Baudo, sei là sopra. A parte che ho cambiato il mitra. No, dammi l'altro. Dammi l'altro. Ok, vai. Ok. Sì, ha funzionato. Ok, a posto. E lui cambia zona. Avanzate e attaccate! Ok, vabbè, boss fight. Oh, cazzo. Munizioni. Cazzo. Merda, no, cazzarola. Errore, grande errore mio. Speriamo che non è tutto dall'inizio. È tutto dall'inizio, a posto. Ok, quindi dobbiamo stare attenti solo a queste cosine qua. Vabbè. Grasse e grosse risate anche a lei, signor Francesco. Francescone. Allora, -1. No, fermati. Ok, -2. Fregato. Vai. Ok. Un altro è qui. Eccolo. Devo muovermi. No, vai via. Allora, Serena è lì sopra. Vabbè, fai l'esplosione. Ma sei proprio un figlio di buona madre, dai, però. Cazzarola, mi era allontanato come prima. Mi sa che questa effettivamente è la boss fight finale, eh. Te lo sconsiglio, Jack. Allora, che pippa, attento che potremmo finire il gioco stasera e terminare la serata, quindi attento alle parole, attenzione. Non ci dimentichiamo che non ci siamo potenziati, siamo di livello 2 alla fine. Allora. Tu se muori ci fai una cortesia. Ok, -1. Ok, servono munizioni. Ma che fa? Ma che ha fatto quello? Ma che ha fatto? Si è messo a roteare a mezz'aria da solo. Pure ucciso. Voi l'avete visto roteare? L'avete visto girare? Ok, sì, mettilo laggiù. Guarda com'è bello laggiù. Mettilo laggiù. Ok. E il primo è fatto. Mo c'è la seconda ondata. Ed escono tutti da qua. Aprite la porta. Apri porta, dai. Cazzo, ho finito colpi. Via. Ok, no signor la prego, non sa quanto ci tenga da... capì, è lui che è molto cattivo, quindi... Infatti sta aumentando gli attacchi, il fatto che si debba tornare... Ecco, bravo, grazie quando mi fai questi complimenti così sinceri e spontanei, guarda, sei un amore, Cristian. Veramente.
Proprio quando si sente quando sono sentiti. Ah, ma è un ciccio grosso, Cazzo, ciccio grosso. Ciccio grosso più Serin che lancia sti cosi, però. Ne lancia pure 2 di fila adesso. Allora, lui deve morire. Dov'è? Ok. Allora, non sei quello che cercavo, però. Se tu pure no, dai, però. Serin, non me li puoi lanciare così a tradimento, porca la miseria. Jamox silenzioso, sì. Io sono qui a vedere le botte. Allora. Devo mettere davvero in modalità super concentrazione, dai. Devo tenere la telecamera bassa e vedere quando si fa rosso a terra, se no non ce ne usciremo mai da qui. Allora, adesso basta. 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 Spiega immediatamente, altrimenti Francesco ti spacca la faccia. Che cosa devo spiegare? Non lo so. Già, ma c'è sempre qualcosa da spiegare, non lo so. Cosa vuoi che ti spieghi? Non lo so, tu spiegagli qualcosa. Così quello è contento. Spiegagli qualcosa, dai. Posso raccontarti se vuoi degli aneddoti. Non lo so. Dimmi tu. Ok, -2. Ma lui ti ha dato per caso una notizia oggi? Francesco? No, non ci siamo sentiti oggi, Francesco. No, non ci siamo sentiti Ha da oggi. dire qualcosa. Ah, prego, Sgrondel. Forse. È in forse? Però. Se è quello che penso, non ci credo fino a quando non lo vedrò con i miei occhi. Però va bene, che cosa c'è, Francesco? Parla, zio Vincenzo, che è successo? Barzellette, mo non mi vengono barzellette. Se me ne viene una te la dico. Penso che più che barzellette a breve ci saranno parolacce se non riesco a completare sta zona, e Christian mi ucciderà se non porto Alan Wake 2 stasera. No, Pippe, corri. Non rido, mi faccio esplodere in una chiesa. Francesco, non ne so al momento, non farti esplodere. Allora, ciao. No, Cristian, non ti preoccupare. Madonna. Tutto a posto, bello. Tutto a posto, spero anche a te. Ok, fase 1 fatta di nuovo. Merda, non abbiamo i colpi. Abbiamo i colpi. Non abbiamo i colpi. Zainetto. Zainetto è bello, dai. Ce n'era un altro di qua. Scale. Zainetto è giù, Zainetto. Scendi giù. Ok. No, devo andarmene. Paese marittimo, sì, è un luogo di ritrovo per gente di varie facoltà. Andare in vacanza, dici Nuiri in una stanza. Uscire la sera che i zuccoli lo vera e andare in pizzeria insieme con la nonna mia. Cioè, facile. Ragazzi, sono le basi queste. Si siendo Frid, miet tu cappotto, si non siete Frid, Che tu mi a fa. Merda, questo mi fa non fa una piega se ci pensi. Allora, qui dovremmo stare un po' tranquilli, no? Sai cosa succede se Alistair continua a scrivere cacate? Viene bannato. Ah, scherzo, Alistair ha detto lei possiede questi poteri, non io. Però ti si è pure parato il culo. Beh, molto diplomatico. Bravo, Cristian. Molto diplomatico. Bravo. Ragazzi, se sono contento e vada tutto bene. Vediamo se... Muori, devi morire. Riusciamo a darti... Devo mettere Alan Wake 2, basta. Sì, devo battere loro. Il problema è che... No, scappa. Ok. Lo so che mi devo muovere. Stai evitando la domanda che ti ho fatto. Ti ho detto, vuoi dire a Enzo che cosa mi hai detto oggi? Francesco, ho bisogno di buone notizie oggi, dai. E niente. Dai, Francesco. Marco, scegli 1 o 2. 4. 1. Vai. 1. 27 alla seconda. Ok. Non ti permetto, non osare proprio. Tanto so che me ne metti un altro davanti e mi fotti, io lo so. E Monster Hunter sia. Bene. Sì, non potevi giocare con me. No, è vero, non potevi perché stavi al lavoro. Quindi non potevi giocare. Ah, ecco che cos'è. Può essere che vengo al Comic Con. Sì, vabbè, sì, certo. E Rocco Siffredi a me mi ha chiamato per fare comparsa in 2 film suoi come controfigura. Sicuro, però ha detto non è improbabile. Io mi voglio fidare che ci vedo. Vabbè, mi fido pure io. Francesco, fai sto miracolo, vieni un po'. Dai.
Così ci vediamo finalmente. E leccia la miseria. E possiamo sfrocoliarci il prepu a vicenda. Quello però è una cosa personale. Ma il gigante è morto? Ok, ottimo. Allora, lui sta di nuovo là sopra. La bomba dove la metti? No, non parla. Porco Turio, l'ho messo qua. L'ho messo qua, l'ho messo qua. Corri, 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 corri. Ti prego, non uccidermi, ti prego, non uccidermi. Ti prego, ti prego, ti prego, non uccidermi. Che animale vi sentite? Oggi Franci mi sento... Una zoccola scamazzata in questo momento. Ok, ma ne fai due, ok. Un piccolo emu, Francesco. Mi piace l'emu. Liberati, liberati. Dai, dai, dai. Un altro. M'ha fatto il tranello. Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Pezzo di merda. Pezzo di merda. Basta, fermati, fermati, fermati. Aspetta prima che le rifà. Sì, sì, fini, cattesi, fermo, è morto. Fermi, è morto, fermi, fermi, è morto, fermi. Ah. Altra fight? Ok. Tu Francesco invece che animale ti senti? Un peracottaro. Mannaggia, Lozzi. Pangolino. Pangolino. Ci sta. Come il pangolinosauro. Sì, super mossa alla Matrix. Sì, sì, è morto. Bene, il cattivo è morto, ha buttato il sangue. Ragno spaccato proprio. Quindi abbiamo finito. T2-38. Il cattivo è stato sconfitto, è morto. Titoli di coda, dai. Non perché non mi sia piaciuto, mi è piaciuto tantissimo, però quel fatto che la trama non... Ok, sblocca fratello. Ehi, Will, ehi, è tutto ok? È Jack. Cosa? Lascia stare. Mi direi dopo. Ora abbiamo da fare. Fratello, scusa se ti abbiamo tenuto tanto tempo bloccato, ma ci sono stati un attimo dei problemi. Devo collegare la contromisura al nucleo. È progettata per saturare il campo di Mayer-Joyce con particelle. Oi, Cetti, bonsoir. Oh, settone. Del tempo fa da amplificatore. Dai, dai, dai. Sì, che ti serve? Vai, a posto. Sempre una buona sera con me. Sempre una buona sera con te, Setti. Oh, grazie, Cettone. Una scossa di avviamento. Guarda il dito, Setti. Sempre con te. Allora, sfera di sicurezza l'abbiamo messa. Nemico sconfitto. Linee temporali aggiustate. Che raccontiamo? No, è ancora in vita. Siamo forse per finire Quantum Break, Setti. Si è sbloccato l'obiettivo, completa all'atto 5. Quindi di base non dovremmo... Hai completato il gioco a livello normale. È finita. Cutscene finale e switchiamo ad Alan Wake 2. Comprare il gioco a livello fatto. Vabbè. Giustamente facendo normale, come se avessi fatto anche fatto. Sucato? Sì, sucato un bel po'. Ma adesso ci sarà la cutscene finale, che sarà una scena girata da attori veri della durata di 2 ore e mezza. E non inizieremo neanche stasera Alan Wake. Aveva ripristinato il tempo, ovunque. La distruzione era avvenuta e le vite erano perse per sempre. Ma era finita. Jack. Ah, Will. Le lancette scorrevano. Diciamo che il suo piano alla fine di mettere tutti sotto e poi risolvere il problema è stato inutile, che bastava fare questo alla fine. Abbiamo salvato l'universo. Già. Dov'è Paul? Come Metal Gear 2 con la cutscene finale che dura quanto la mia vita fino a... Sì. Aveva torto. Sì. Tutto quanto. Sicuro? Will. La contromisura ha funzionato. Senti, hai ritrovato tuo fratello che credevi morto e disperso nel tempo. Hai salvato tutte le linee temporali. Sono morte alcune persone. Purtroppo sì. Ok. E sono successi cazzi temporali, però... Ma il campo di Mayer-Joyce dovrebbe essere stabile ora. C'è qualcosa che non torna. Certo,
Dovrò eseguire dei test per conferma. Fratello non si sta rendendo conto che noi stiamo morendo e stiamo scomparendo dalla linea temporale per qualche motivo. Wow. Fratello, Un'altra domanda. La filosofia di Paul Serene dice che il tempo è una linea già tracciata e nulla può essere cambiato. Allora, ovviamente non eri d'accordo. Ma dopo tutto quello che hai visto e fatto, vorremmo sapere, ne sei ancora convinto oggi? Aveva ragione. O è possibile alterare gli eventi? sì, è che tu di base hai comunque cambiato gli eventi, ma sei rimasto ancora... Era un hint per un possibile continuo che non c'è mai stato. Peccato. Abbiamo finito Quantum Break. Eh sì. Abbiamo finito Quantum Break. Questo significa solo una cosa: che la serata è finita e ci vediamo tra 13 anni. Sì. A posto. È stato un piacere. Così rendiamo l'esperienza quanto più veritiera possibile. Alleluia. Non è che solo io devo aspettare 13 anni per avere Alan Wake 2 e qui cacchi tomi. Sì. Oh. Allora, io la schippo per vedere se c'è qualche altra cutscene. Oh, c'è qualcosa. Sei Attenzione. stato molto paziente. Attenzione. E molto utile. Grazie. Già, ma la mia pazienza comincia a scarseggiare. Lo capisco. Ma no, io entro e voi andate. Ma no. No. Stacco solo per mettere il cambio di live e gli do il titolo che merita. Ma tu frischi fraschi? Finalmente. Pensavo volessi parlare, non rivivere la mia vita. Sei stato il fulcro di tutto quanto. Comprenderai che dobbiamo sapere esattamente cosa è successo. Quindi tu diciamo eri bravo anche se hai fatto il pezzo in me. Complimenti. Paul Serene ha sempre fatto di testa sua, lo sai bene. Lui e le sue illusioni hanno recato enormi danni alla Monarch, ma possiamo ancora salvare questa azienda. Ci servirebbe uno come te. Questa non è più la Monarch che conoscevi. Possiedi delle qualità straordinarie e sappiamo entrambi che la nostra esperienza... Quindi i poteri ci sono rimasti. Vorrei capirla sta cosa. Aggiustando la frattura dovremmo aver perso forse i poteri, però... Non mi sembra. Però vediamo ancora... Oh, l'ultima scelta. Sembra Ragazzi, Alan Wake in questo. che non faremo. L'ultima scelta che non faremo. Questa forse è una cosa sempre per un possibile Sì, seguito che sì. potevano fare. Allora, vediamo se si è sbloccato qualcosa o se è cambiato il menu. No. Possiamo fare nuova partita, Peccato, abbiamo però. tutta la sequenza temporale, abbiamo fatto l'80% di gioco non andandoci a cercare il tutto. Su 60 punti abilità che potevamo trovare ne abbiamo presi 4. Sì. 4. Numero 4. No, non credo esca, però se fanno un 2 basandolo su quello che poi vedremo adesso in Alan Wake 2 me lo accollo e ci giocherei molto volentieri. Considerazione finale sul titolo per metterci comunque un pochino di serietà. Mi dispiace, l'ho detto all'inizio del gioco e lo ridico anche adesso, mi dispiace che aver seguito fonti di informazioni che mi avevano detto che sto gioco era una merda. Mi sono sbagliato per tanti anni, scusami Remedy a non averti giocato prima, che poi ho aspettato 13 anni per le risposte, alcune risposte già erano sulla lavagna che c'era inizio gioco, quindi Nervosito comunque. ti dico che mo esce... No! Che è successo? Lui ti ha detto. Ah, tu mi dici tu che esce? Si è Ok, arrabbiato allora ti perché credo. non l'hai letto e quindi lui si è arrabbiato e Ok, io ti sto dicendo ok. che esce. Allora ragazzi, io adesso stacco la live, ci date giusto 5 secondi, no 5 secondi no, qualche minutino. Io metto la play, avvio Alan Wake, cambio i titoli, faccio tutto. E abbiamo finito anche prima di quello che io pensassi, pensavo finivamo poco prima di mezzanotte, invece non è andata così, quindi... Salutiamo Quantum Break, che chissà se rivedremo o ci sarà qualche hint in Alan Wake 2. Ci vediamo tra 5 minuti.